Tra i protagonisti di Sardegna c'è lui, Cristiano Del Rio. Ben trovato Cristiano. Ciao, ben trovato a te, grazie per avermi invitato. Lo Ciao. specifico subito e lo sottolineo con grande entusiasmo, vincitore del premio Sardegna Live 2025. Orgogliosi di consegnartelo a breve perché organizzeremo una grande festa, Cristiano. Sono in attesa di questo grande evento, non vedo l'ora, anzi se posso aggiungere, per me è stata in primis una sorpresa per avermi candidato e nell'essere nella rosa delle candidature. E quindi già ero contento di quello, poi aver vinto è stato il massimo. Non me l'aspettavo, perché non me l'aspettavo di vincere, ma già dopo 2 o 3 giorni che mi vedevo sempre in testa, ormai ci avevo preso la bocca. Poi alla fine è stato un testa a testa. E hai portato a casa Ho portato la a casa vittoria, se vogliamo utilizzare vittoria. poi i termini calcistici e sportivi. Faremo una grande festa, quindi siamo quasi pronti, andremo a definire alcune cose, sarà uno spettacolo, intrattenimento, musica, ma non vi sveliamo ancora niente. Io Perché posso la prima venire in domanda, borghese io. puoi venire come vuoi e soprattutto con chi vuoi, ma non Ah. ti chiedo eventualmente chi ti accompagnerà nel corso di questa festa. Ma chi è Cristiano Del Rio? Cristiano Del Rio è un ragazzo, uomo ormai si può dire l'età, sì, tanto. Se vuoi, sì. 47 anni, portati bene, infatti ne dimostro 10 in meno, almeno me lo dico sempre, che nasce il 18 di settembre del 1978 a Sassari e nasce un po' già con Tante idee. con tante idee. E Cristiano Del Rio è una persona che già da quando era piccola ha voluto sempre, diciamo, mettersi al centro dell'attenzione, ho avuto sempre questa piccola vena artistica. Non mi sento un artista, però con qualche particella di sangue artistico che scorre nelle vene c'è. Ma cosa facevi tipo quando eri bambino? Cosa ti piaceva, come ti piaceva catturare l'attenzione? Allora, ho vinto lo Zecchino d'Oro dei Piccoli, che facevano la Scala Montiferro. L'ho vinto con la canzone, adesso mi stai rimembrando dei ricordi che già non me li hai accesi. Ho vinto con la canzone che faceva La zanzara va, che non mi ricordo di chi sia questa canzone, però Non ti posso aiutare. vinsi il festival, perché facevano ogni anno questa manifestazione canora a Scano, nel piccolo Zecchino d'Oro scanese, e lo vinsi. Ti è E poi piaciuto salire sul palco? mi è piaciuto salire sul palco, mi sono sempre messo in mostra, poi da quando ero ragazzino, quando organizzavano i bar di Scani karaoke, ero sempre in prima linea, salivo sui tavoli, rompevo i tavoli, ero un po' imitavo, si può dire chi? Piero Pelù. Ah, addirittura. Imitavo Piero Pelù perché ero un grande fan dei Ritfiba, vecchio stampo, poi mi è un po' passata, insomma, ho messo un po' la testa a posto. E poi sono nati questi contenuti. Adesso ne parliamo, però prima giriamo la nostra clessidra che andrà a dettare il nostro tempo. I social, sbarchi in questo mondo infinito, i tuoi personaggi, ma soprattutto la domanda è, in qualsiasi paese della Sardegna, che cosa succede? In qualsiasi paese della Sardegna succede un po' di tutto, che io ho vissuto e voglio rappresentare nei miei contenuti, se così si può dire. Succede un po' di tutto, dai contenuti che si entra al bar per 5 minuti, invece ci passi 2 giorni, succede quando vengono a chiederti le offerte per la festa paesana patronale, e magari sei lì, tiri fuori scuse, ma non c'è. E tutte queste cose qua io cerco di rappresentarle, ma rappresento le cose che ho vissuto io in prima persona, forse è per quello che mi riesce un po' facile e naturale. Rappresenti gli aspetti della vita quotidiana che nei Esatto. nostri paesi leggono in qualche modo una società che si riflette attraverso i suoi anziani, quindi quegli sguardi attenti, soprattutto quei moniti, anche quelle urla che poi richiamano l'attenzione. Hai parlato tu della questua, hai parlato in qualche modo, ma ce l'hai raccontato, del personaggio che arriva da fuori del paese con quel modo di parlare del tutto particolare, ma la cosa più bella è che regali davvero tante risate
grazie a chi ti Grazie, segue. grazie. Io Penso ancora che non me ne rendo conto, scusa se ti ho interrotto. Io ancora non me ne rendo conto, anzi penso, adesso magari sbaglio dicendo questa roba, vado contro me stesso, ma penso che alcuni mi sopravvalutino, perché io non vedo tutta questa specialità in quello che faccio. Però effettivamente trasmetto qualcosa e continuo a farlo. E amo fare questo e continuerò. Penso che Continuerò. se questo sia il messaggio più bello che puoi lanciare, soprattutto alle persone che guardano quei video e che magari vogliono anche scoprire qualcosa in più di te. E qualcosa ve lo raccontiamo subito perché ci sono state delle serate che poi ci hanno visto sul palco insieme e mi ha colpito molto un passaggio del tuo essere in qualche modo anche introverso e ritrovarsi a raccontare percorsi della tua vita. Quando a Bellevue hai chiuso, ad esempio, la serata, hai voluto guardare al cielo e ringraziare chi non c'è più, Mm, ma delle persone che in qualche modo hai ritrovato ovviamente nella tua vita, perché ti hanno dato la forza di crescere e ti hanno dato la vita stessa. Si rideva, si scherzava, però hai voluto fare un passo indietro, come dire, è tutto bello, però devo dire grazie a chi questa esistenza me l'ha concessa. certo, mio padre e mia madre, che purtroppo non ci sono più, sono scomparsi tra il 2022 e il 2023, nel giro di 10 mesi l'uno dall'altro. Erano ormai anziani e malati, però è sempre un vuoto che ti lasciano. È un vuoto che ti lasciano, sono sempre con me, perché me li sogno sempre, o uno o l'altro. Tutte e due insieme no, però uno o l'altro me li sogno sempre, più mio padre che mia madre. Non so perché, anche se ero più legato a mia madre, tra virgolette, volevo tanto bene anche a mio padre. Però non è un caso che io credo a queste cose, che dopo che sono andati via, è esplosa questa cosa in me. Secondo me non è un caso, secondo me mi hanno aiutato da lì su a darmi la forza a crederci, perché ero da prima che provavo a fare queste cose, magari con altri contesti, con altri personaggi, però non riuscivo a trovare quella scintilla, che poi è arrivata di colpo, quasi 7-8 mesi dopo che se ne sono andati. Hai ritrovato quindi la forza per credere in tante idee che maturano Sì, nella sì, tua sì, testa e che maturano costantemente, perché ho visto che non ti fermi mai e non ti riproponi mai in un contesto uguale, ma maturi sempre qualcosa di nuovo e soprattutto in una visione ampia. Abbiamo nuovi personaggi su cui si sta studiando, tanti aspetti molto belli legati a questa grande passione, ma dentro il tuo cuore, che cosa pensi ogni volta che inizi a ragionare? Perché immagino che un video poi sia generato è frutto di scritture, ragionamenti vari, anche analisi del territorio della nostra Sardegna, che certo. sicuramente conosci bene, però ogni personaggio che incontri magari ti dà uno spunto C'è uno nuovo. spunto, c'è una scintilla che parte. Allora, non bisogna mai farsela scappare, tipo ci penso dopo, io prendo subito il telefono, quello che ho in mano, subito scrivo, subito, anche a volte mi curico di notte, mi sveglio di soprassalto, mi viene la scintilla, come ho fatto a non pensarci prima? Tac, e scrivo. Scrivo giusto 2 appunti, così il giorno dopo lo sviluppo. Perché i miei video, anche se sono di breve durata, 30, 40, 50 secondi, sono tutti scritti. Perché ovviamente sono da solo e la sequenza deve avere un filo logico, altrimenti ci si perde. Ascolta, questa zia che tutti ormai ritrovano nei loro social, che fa divertire anche i più piccoli. Zia Nanna? Zia Nanna diciamo che è ispirata a tante persone conosciute, tipo il termine adesso lo sveliamo, mi rabbrischido, me lo diceva sempre mia nonna quando facevo qualche marachella, me lo diceva anche mia zia, la sorella di mia nonna. Proprio mi rabbrischido.
ha un significato come per dire stai attento a quello che fai, stai attento a quello che dici, stai attento a come ti comporti, tipo mira a tibiere, mira brischido, tagliente, un po' colorito. E devo dire che ci sta benissimo Sì, ci sta poi. a volte lo attacco forzando per concludere, però ci sta benissimo. Per me è diventato una sorta di slang che tutti utilizzano. Poi per quanto concerne il carattere, così mi riallaccio al discorso di mia madre, la buonanima, il carattere rappresenta mia madre, perché mia madre è una così anche da giovane, era proprio molto burbera, ti diceva le cose in faccia, non stava lì molto. Quindi anziana, me la sono immaginata così. Ascolta, tu sei uno attento ai dettagli, quella mano che fa tremolare? Con la mano ho preso spunto, purtroppo mia mamma quando aveva questa malattia degenerativa e gli tremava proprio la mano, quindi ho preso spunto anche da lì. Sono elementi che tu hai voluto mettere Sì, insieme, quasi a volerti sì, accompagnare è stata, ancora nei dettagli sì, in tutto quello che stai facendo. Un altro personaggio che in qualche modo ritrovi con forza, qual è? Abbiamo visto quel personaggio stravagante che si ritrova con questi continua. capelli biondi. Tra un po' so che deve andare dal parrucchiere Ah sì? perché si vuole cambiare un po' la conciatura. Ah, speriamo in meglio. No, secondo me sarà sempre bionda. Ah sì? Ma so perché me l'ha detto il nostro amico Paride, Mm. classica persona continentale, turista che magari ha parenti nel paese, arriva a maggio. Ciao Cristiano, allora sono arrivato, sei contento? Sì, sono contento. Come stai? Bene, tu? E quando vai via? Subito. Quando parti? 3-4 mesi, vacanze lunghe. Ci sono queste situazioni, le ho vissute, perché il continentale devi stare sempre con lui perché magari non ha altri amici, te lo devi portare ovunque, eccetera. Poi però ho voluto fare un video, anche non tutti hanno colto il significato di questo video. Il giorno che parte, che tu l'hai dato per scontato, tutti quei giorni magari l'hai bistrattato, ti ha annoiato in qualche modo, non ti divertivi molto con lui, l'hai dovuto portare per forza a una festa, a un'uscita, il giorno che parte ti lascia un vuoto. Ti dispiace. Sì, e quel video magari tutti non l'hanno colto perché ha un significato più profondo, perché a volte le cose che diamo per scontate poi quando non ci sono più ti lasciano un vuoto. E E infatti questo è qui che volevo arrivare. Cioè, Cristiano Del Rio nei suoi personaggi racconta parte di vita vissuta personalmente e vuole affrontare quegli argomenti che sono quotidiani, enfatizzandoli e dando un valore a tutti questi aspetti. La zia che rimane lì 24 ore su 24 a sorvegliare la strada è anche quasi un segnale di protezione nelle nostre comunità, per chi le nostre comunità le sì, perché è conosce. sempre presente, è sempre lì a controllare tutto E sa tutto poi e di sa tutti. tutto. Volevo anche fare un video un giorno, però non mi è venuto perché io voglio chiudere il cerchio col video, no? Sempre. Quando io ho un'idea, ho l'idea di base, però se non trovo la chiusura del cerchio non lo faccio, se no è fine a se stesso, non ha valore. E volevo anche fare un video, sai, sei di notte, attento che ti vedo, ma che mi vede a quest'ora, invece c'è lei affacciata che ti vede. Però ancora non trovo l'aggancio giusto, lo farò. Quindi dobbiamo Spoiler, tenerci pronti, sì. spoiler. Prima o poi, come quello della busta, non so se hai visto la busta. Sì. Quello nasce, scusa mi viene da ridere, nasce da una cosa vissuta. Io abitavo al terzo piano a Scano, al secondo piano di una casa, sai, le case a Scano, le case di vecchi paesi, le facevano stile torre prima, su piani. Io abitavo all'ultimo piano e mi sono dimenticato di portare giù la plastica. Quindi la mia fidanzata mi disse, e vabbè, lanciala, tanto è plastica, lanciala da giù. Io ho fatto, no, non va bene lanciarla, infatti non l'avevo lanciata da giù. Però mi è venuto in mente per fare il video, Ma non la l'avevi zia. fatto? No, non l'avevo fatta.
No, perché poi si sarebbe aperto e sarei dovuto scendere giù, tanto vale. Comunque. Il significato di quel video è la zia che lancia la busta, ma non mi veniva la chiusura del cerchio per quel video. Fino a quando mi è venuta la scintilla, cade in testa a Paride, che sta passando, e poi Solo lui poteva zia esserci. Nanna con chi se la prende? Con lui, perché è sempre in mezzo. E così. E niente, quindi sono sempre un significato a volte nascosto, però ce l'hanno sempre. Che scava dentro, questo Sì, senza ombra di dubbio. Chi sta imparando a conoscerti poi nel corso del tempo va a leggere quelle situazioni e poi c'è lei, perché ci sono queste autostrade che tu percorri, strada secondaria. dove la trovi sempre lì che Passeggiando, col passeggia. cane, un giorno col cane, un giorno che fa jogging, un giorno che fa le camminate, un giorno che esce a fare la Ma è un spesa. amore che sta sbocciando, un amore che sboccia, Platonico. un amore platonico. L'amore platonico, la mia fidanzata, ho il permesso della mia fidanzata, non è gelosa Bene. di lei. Però anche lei esiste, Ma lei esiste? certo che esiste. Esiste per davvero? E non è la tua fidanzata? Esiste, Esiste. diciamo che esiste anche questo è un significato. La bella del paese. Certo. La bella del paese, sarei un ipocrita se tu sei in macchina, vedi la bella del paese, e anche se sei da solo commenti, perché Certo. fai commenti. Eh, Per poi finire, Suoni di tutto. per poi finire con un commento, con quel verso colorito, com'è che fa? Lo fai tu. Io non sono No, non è il proprio... caso di farlo. No, lo faremo in altre occasioni. Però ci ho provato a farlo, sai, Sì. e ci siamo anche divertiti poi con gli amici, perché ovviamente si prende spunto e si scherza, grazie alle risate che tu consenti No, lo di faccio fare. bene, però lo faccio bene. Ah, sei Mi perfetto. riesce... Alla grande. Col microfono è più difficile, lo sai. Anche a Belviga. È Non uscito non suonava, suonava invece bene. così dal vivo è più senza microfono. Soprattutto quando vedi lei. Sì, perché devi essere ispirato. Se no, a fare la finta così non ti è. Dal cuore, devi uscire dal Deve cuore. essere... Ma vi mettete d'accordo? Certo, guarda che io passo a quest'ora, ti devo vedere se non riesco. Se no non esce. E lei, certo, c'è lei che prima o poi si svelerà, chissà. Questa è la domanda che devo Non fare. vuole, è timida. No, ma Io prima o poi? molte volte la volevo inquadrare, fatto inquadrare che la gente è curiosa, No. no. Ma è davvero così appariscente, bella? Sì. Sì. Benemindio veti Kinder. E quindi è la nostra Gabriellina. La nostra Gabriellina. Ma Belvi No, non c'era? sì, c'era nascosta. C'era? Sì, Quindi l'abbiamo viene? chiamata. Sì. Ah, Infatti, perché tu hai guardato quella strada lontana, ma... sì, in salita, infatti ho detto Esatto. arrancando in pigata in quel viottolo, arrancando Arrancando in mela. pigata con la mercanzia che ballavano, questo magari lo tagliamo. Lasciamo tutto qua. E niente, no, esiste, Quindi ci c'è. dici che un giorno magari Un giorno chissà che non si mostri timida. andremo a vedere. Come Cristiano anche, mi sono dimenticato prima, Cristiano Del Rio è un timido. Cristiano Del Rio è un timidone. Non sembro, ma lo sono. In certi contesti poi mi trasformo, mi lascio andare, perché tanto cosa devi fare? La timidezza è il tuo ruolo. Però sono timido, ma te ne sarei accorto che io sono introverso, sono silenzioso prima delle... Tanto ci siamo visti in alcuni eventi che abbiamo fatto. Mi vedi concentrato, sono sul pezzo, Tra concentrato. l'altro vi devo dire che Cristiano, in occasione delle serate dove si trova ospite, arriva davvero molte ore prima, Sì. si gode la bellezza del paese, Sì. inizia a conoscere gli Rilasso. abitanti del paese, lì secondo me perché si li sta studiando, e poi ha proprio bisogno di ritrovare e respirare quell'aria per trovarsi a casa, appunto. Quindi è davvero questo che volevo andare a raccontare, è quello che dicevo prima, questo Cristiano che regala tante risate, però un Cristiano senza ombra di dubbio nella vita privata molto timido, introverso, e poi... La maschero molto la mia timidezza. A volte faccio finta di non esserlo. Recito il non essere timido, però lo sono, soprattutto in nuovi contesti, in nuovi ambienti, dove ancora... Poi quando carburo
Ma la tua fidanzata cosa ti dice? Rispetto a quello che sta Mi succedendo, quello che sostiene, no, fai? mi sostiene, mi Ti sostiene. aiuta, ti Sì, sostiene? mi sostiene. E Mi i tuoi dà anche... amici? No, sono contenti. I miei amici mi accompagnano anche nelle serate. Adesso, tipo, quelle che abbiamo fatto noi ero da solo, però in molte altre mi hanno accompagnato, perché magari i giorni non potevano, però in molte altre mi hanno accompagnato, mi stanno vicino, mi danno dei consigli. Da poco eri a Scano, il tuo Sabato, paese. sì, c'era la cosa dei cavalli, Ma corsa c'è a sempre Puggas, un'emozione in più. molta. Non credevo, perché non pensavo, perché ho detto, faccio lo sketch di Ziannanna, che è un po' il mio cavallo di battaglia, però mi hanno tremato le gambe parecchio. Perché Infatti ti mi sono trovi. seduto, Ah sì? sì, perché inizialmente dovevo affacciarmi in piedi, dopo 30 secondi mi sono seduto e mi sono più accomodato, ero molto emozionato, il cuore, adesso si sente anche nel microfono, ero molto emozionato perché comunque il mio paese, la mia realtà, dove ho sempre vissuto, dove ho tutti i miei amici, e loro ti osservano, vedono come sei dal vivo, perché magari si pensa video, te lo monti, ti provi le scene 1000 volte fino a quando non prendi quella, però dal vivo lì, sì, dal vivo lì, nudo, crudo, eh, e quindi l'emozione è stata forte. Non pensavo, ripeto, però alla fine è stato bellissimo. È un'emozione che ti sei portato a casa. Sì, 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 bello, 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 bello. Questo senza ombra di dubbio è un ritrovare la Sto comunità che scano di nuovo tra partecipa. 10 anni. Ah, così puoi prenderti tutto il tempo di cui hai bisogno. Scherzo. Ma si può sapere dove li registri questi sketch? Allora, gli sketch, sono fortunato ad avere, io prima stavo, adesso io sto a Narcao, prima stavo a Nugis, nella casa di Nugis c'è un set naturale, c'è proprio un cortile, Ah, non sai? è No, ricreato. no, no, no. È un set naturale, un cortile che posso fare anche la strada. Ovviamente no, perché a Brillina sono proprio in strada, sono proprio in macchina. Però lì è un set naturale, ci sono le varie case di zia Nanna, perché zia Nanna da una casa poi c'è il retro ed esce anche dall'altra parte, non so se avevi visto il video, che dice, Itto spappau da una parte, poi mi giro, Itto spappau dall'altra, Itto E poi c'è spappau, l'altro ancora. ta ta ta, su. eh, la maggior parte dei video li registro lì. Poi adesso mi sto un po' espandendo, cerco le location, ho fatto l'aeroporto, un po' furtivamente. Ho fatto da A poco un Cagliari. supermercato, al Bastione, anche lì furtivamente. Non è che adesso mi mettono qualche... No, no. Voglio, ho delle idee, soprattutto ispirate al personaggio di Ziannan, ho Mm, un progetto che però ancora per scaramanzia non si può svelare. non voglio svelare, però secondo me è un bel progetto. Ma il sogno di Cristiano Del Rio qual è? Eh, troppo grande. Sarebbe? A me Si può piacerebbe, dire questo. sì, Mm. tanto a me piacerebbe il cinema, molto, Oh. molto il cinema, i tempi del cinema, sai. Però magari è un sogno che non si avvererà Ma mai, come chissà. attore, come regista di questo No, come attore, in questa chiave. ritrovarsi Sto all'interno. pensando di provare a fare un cortometraggio. Proprio una storia, se è un cortometraggio 10-15 minuti. Ma hai una figura di riferimento, un personaggio che ti piace davvero tanto, da cui prendi spunto, che ti piacerebbe poi. Il maestro dei vari personaggi, secondo me è Carlo Verdone, Oh, per parlare di attori nazionali. Poi c'è l'alfiere, secondo me, dalla Sardegna Beniturgu, perché lui è l'alfiere, secondo me. E poi a livello nazionale Carlo Verdone. ascolta, ma la comicità, hai citato adesso Benito Urgu, nel corso degli anni come è cambiata?
Secondo te, qual è la tua lettura? È una domanda un po' articolata, cioè è cambiata negli anni, anche forse se è più facile, credo. Prima era più difficile, ma adesso non ti parlo di comicità fine a se stessa, proprio nel mostrarsi. Adesso con il social, se sei bravo e fortunato, Hai più opportunità. che azzecchi il contest, il tema che affronti, puoi sfondare. Prima era più difficile. Prima Peniturgu si è fatto nelle piazze, nei teatri, poi lui cantava anche, no? Con i Barritas, se Sì. non sbaglio. E quindi era più difficile. Io mi ricordo che io avevo la collezione delle audiocassette di Peniturgu, ma stiamo parlando di fine anni 80, cioè quando ce le avevo io, primi anni 90. È venuto a Scano parecchie volte che io acquistai questa, si può dire il titolo del Minchia Signor Molente, se non sbaglio. E la acquistai, aveva fatto quello Significativo. spettacolo, avevo acquistato l'audiocassetta, ma ero un ragazzino. E ascoltavo sempre le cassette di Beniturgu, ma in loop, che era audiocassetta, ma ti facevano vivere un mondo, era come un film, come uno spettacolo che vedi in piazza, però sparato nell'audiocassetta. Ed era più difficile. Secondo te no? Secondo me sì, oggi è difficile catturare l'attenzione. Come ha Oh, detto Checco bravo. Zalone quando ha presentato il suo ultimo film, ha detto io non so i ragazzi, le nuove generazioni, come riescano a rimanere concentrate su un contenuto che dura più di 40 secondi. Sì, quello sì, è difficilissimo catturare l'attenzione perché è saturo. Eh, Secondo me il periodo che ha cavalcato di più è stato il periodo Covid della quarantena, proprio quando eravamo tutti dentro casa. Quando eravamo tutti dentro casa, proprio forzati dentro casa che uscivi e non c'era anima viva in giro. Cioè che per andare nei negozi a fare la spesa, io mi ricordo il primo giorno che sono uscito, perché io feci un viaggio in Spagna. Proprio quando hanno chiuso tutto sono ritornato in Italia, era fine febbraio del 2020, e stavano già divampando nei siti, vedevi, cioè a noi non ci fanno partire. Allora non ci fanno partire, arrivavamo all'aeroporto di Cagliari, 1000 controlli, eccetera, eccetera, ti misuravano la temperatura, noi senza mascherina proprio, ma perché ancora non era chiuso nulla. 2 giorni dopo hanno chiuso e noi ci siamo dovuti fare 15 giorni di quarantena perché siamo tornati dalla Spagna. E poi magari nei paesi dice, lo chiamavano ancora coronavirus, allora Mm. non Covid. Loro sono tornati, magari hanno il coronavirus, sai, nei paesi non mi sono arrivate voci così, perché magari non lo hanno detto, Però però era quel periodo che tutti erano a casa forzati e quindi si facevano tutti questi contenuti. Eh, io già li facevo, ma già dall'anno prima. Li facevo con quella, non so se si può dire, la piattaforma Snapchat, che ti faceva tutti i filtri. E quindi avevo creato dei personaggi tipo Agamennone e Puggioni, no. nome e cognome. E lì impari già ad abbreviare perché un video ti durava al massimo 1 minuto. Quindi mi scrivevo le cose, Agamennone e Puggioni, e li mandavo ai miei amici. Ma non li pubblicavo, li mandavo ai miei amici perché un mio compare mi disse, fatti la pagina su Instagram, fatti la pagina, ma che mi vergogno, ma fatti la pagina su Instagram che fa ridere questa roba, ma che mi vergogno. Poi presi coraggio anni dopo, iniziai a fare altra roba. L'hai ringraziato. Sì, l'ho ringraziato, però all'epoca non lo feci, eh. Lo feci dopo, 2 anni dopo, presi coraggio, forse mi ha aiutato, sai che cosa? Me lo dice sempre la mia fidanzata, forse stiamo uscendo un po' fuori No, tema, no, però. vai, tranquillo. Mi ha aiutato un po' la mia fidanzata, cioè mi dice sempre la mia fidanzata, secondo me ti ha aiutato a pubblicare, a farti le pagine sui social il fatto di abitare lontano da Scano, perché siamo andati a Nugis. Lontano dal giudizio Sì, magari lontano delle che poi persone che conosci, quelli che ovviamente. conosci lo dicono sempre perché tanto lo vedono.
Quindi magari un po' mi aiuta, io gli dico sempre: "No, ma che non è così, l'avrei fatto lo stesso". Boh, secondo me ti ha spinto di più a farlo. Mo' ho iniziato con video così provati, di nuovo riproposto a me, però non funzionavano. A parte i filtri secondo me so' sbagliati. Io c'ho quel mio pensiero, perché se poi la piattaforma ti toglie quel filtro cosa fai? Tu ti costruisci un personaggio, 6 mesi, boom. Mio pensiero umile pensiero personale. La piattaforma ti toglie quel filtro, perché magari lo vuole rinnovare, e poi ti ritrovi che quel personaggio non ce l'hai più. Come fai? È finito. E quindi ti devi spogliare, devi mettere te stesso, da lì zia Nanna non ne ha filtri, Zia Neanche Nanna uno. no, Zia 0. Nanna è così. Zia Nanna è così. Tu l'hai conosciuta dal vivo, è uguale a come la vedi. Identica. Anche la voce, no? Sì, 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 proprio non si discosta. Ma quanto ci metti per realizzare un contenuto? Eh. Cioè, per spiegarlo alle persone che magari ne vanno a fruire per quei 90 secondi o poco più. Dipende da quanto è articolato. Se son da solo di meno, se sono 2 personaggi di più, se son 3 personaggi ancora di più. Perché l'ho fatto anche a 4 personaggi, un video dentro un ambulatorio, sai il classico, quando vai in ambulatorio a Scano c'è quella che vuole passare, chiede al timido se la fa passare, poi non esce più. Ci vuole tempo, molto tempo tra scrittura, registrazioni. Le registrazioni sono quelle che ti prendono più tempo. Ma le fai da solo o ti fai aiutare? Il 90% da solo. Mi faccio aiutare quando magari faccio 2 amici in macchina, ovviamente io dalla parte del passeggero non posso guidare, quindi guida. Posso dire alla mia fidanzata: "Guida, mi fai questo piacere", anche se a volte non ne ha voglia, sbuffa, ha fretta, gli ho detto: "Non ci vuole fretta, perché No. se abbiamo il cronometro Ma sei non ri". incrociata nel momento Gabriellina? No, adesso posso raccontarti un Sì. aneddoto a proposito di incrociare. Non so se, hai visto quel video di zia Nanna in macchina che mangia il biscotto. Io mascherato da zia Nanna, c'era una pattuglia dei carabinieri Oh in mamma. agosto, quindi non era neanche carnevale. Quindi abbiamo detto: "Gira immediatamente qui", che abbiamo girato e chissà cosa avrebbero pensato. Eh, La cosa che fa ridere è che magari la faccio 30 volte, son molto meticoloso, magari non mi piace, la riprovo anche 20 ma volte, cerchi la perfezione quindi? cerco sempre la perfezione. Te dico la 30ª questa era buona e poi prendo la prima. Addirittura? Classico, perché poi magari mi rivedo: "No, questa è meglio dell'altra". E poi dipende anche dalle giornate, da quanto dura la luce, perché ho visto che poi tu abbracci anche Abbraccio diversi anche contesti. abbraccio anche diversi contesti come giorno-notte, d'inverno è più semplice perché giri una scena alle 16, 16:30, poi magari la scena notturna la fai alle 17:30, alle 18. D'estate il tempo si dilata perché devi aspettare le 21, le 21:30, anche le 22:30 perché non devono esserci schiamazzi di persone, io sono poi mi infastidisce, sto girando un video, la scena perfetta e poi si sente una motosega. Non esiste. Non fa. Però sì, tra scrittura, registrazione e montaggi dalle 3 alle 4 ore per 50 secondi di video. E poi c'è il piacere della pubblicazione E ovviamente. poi c'è il piacere della pubblicazione e quello ti dà l'adrenalina per vedere se è andato bene, è andato male. All'inizio ci pensavo di più, magari ehm, ci rimanevo male quando magari un video avevo tante speranze e poi non è andato, magari quello che ti sembrava meno, magari volava. Dipende, ma adesso non, se va bene bene, se no ce ne sarà un altro che andrà bene lo Stai stesso. già pensando al successivo. Sì, Cristiano, il nostro tempo a disposizione purtroppo è finito, in qualche modo è volato attraverso tutti volato. questi personaggi, ma soprattutto attraverso la tua vita che ci hai raccontato anche con le esperienze personali. Io vi ringrazio per l'ospitalità. Progetti per il futuro? Progetti per il futuro, stiamo lavorando a uno spettacolo e per ora top secret. Ci vediamo in piazza quindi. Ci vediamo in piazza. Sicuramente. Ascolta, ci vediamo prima invece per la festa di Sardegna Live, ma devi portare anche Paride. Sì, con una nuova conciatura. Ah, è vero che deve andare a sistemare il Vediamo, look. vediamo, vediamo. Aiuto, chissà Ma come lo secondo me sarà ritroverà. sempre biondo perché ormai è
Gli piace. È in fissa col biondo. Grazie davvero di cuore Grazie a te. a Cristiano Grazie a Sardegna Live, mi ha fatto molto piacere. Del Rio, grazie ovviamente a tutti i personaggi e spero di avere un giorno a Nanna. Ci sarà. Ci chiederà cosa abbiamo mangiato, però Sapremo come rispondere. Grazie a Cristiano Del Rio, grazie grazie a per voi. averci seguito. Grazie a tutti.